In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 4 giugno 2025. Oggi il voto sulla manovra finanziaria. All'Ars oggi si vota la manovra finanziaria, ha raggiunto l'accordo in maggioranza per il ritiro degli emendamenti. Rimangono solo quelli dell'opposizione con il rischio del voto segreto. Si lavora ad una proposta per mantenere la manovra quasi intatta, spostando le modifiche, anche dell'opposizione, alla prossima norma finanziaria. Al lavoro per raggiungere un accordo, oltre al presidente Galvagno, l'assessore Dagnino. Nuovo colpo al clan di Portanuova. Dopo i 181 arresti dello scorso febbraio, altri arresti hanno colpito il clan di Portanuova a Palermo. 29 provvedimenti cautelari, tra cui 16 gli arresti. Traffico di stupefacenti, gioco d'azzardo ed estorsioni, i canali attraverso i quali il clan continuava a finanziarsi e a sostenere le famiglie dei detenuti. Con gli ultimi arresti anche a Portanuova, come in altre zone di Palermo, le indagini hanno eliminato i massimi vertici delle organizzazioni criminali. Nel PD siciliano le regole optional. Nel PD siciliano le regole sono optional che valgono solo in base al risultato. Domenica scorsa si è votato per il segretario del Circolo Cittadino, eletto un segretario sostenuto da dissidenti dell'area Schlein, alleati con i bonacciniani dell'onorevole Spada. L'area Schlein ufficiale fa ricorso contro l'uso del voto online, sul quale vi era stato prima l'accordo di tutti, e il commissario regionale annulla l'elezione del segretario, modello Bielorussia. A 19 Palermo-Catania, code senza fine. Negli ultimi giorni il tratto autostradale che da Casteldaccia, passando da Villabate e Bagheria, va verso Palermo e a seconda degli orari viceversa è diventato un incubo. Domenica si è arrivati a 15 km di fila dovuti a ben 2 cantieri aperti. Proteste senza fine hanno determinato le dimissioni dei 2 subcommissari nominati da Schifani e ad una formale protesta dei 3 sindaci della zona. Schifani ha convocato il presidente dell'ANAS. Auteri passa alla DC. Il deputato regionale siracusano Carlo Auteri, lasciata definitivamente Fratelli d'Italia da cui si era sospeso, è passato alla Democrazia Cristiana. La decisione di accoglierlo è arrivata direttamente dal segretario della DC, Totò Cuffaro, malgrado le perplessità degli iscritti democristiani del territorio siracusano. Con Auteri la DC va a 7 deputati, diventando il terzo gruppo del centrodestra all'Ars, dopo Forza Italia e Fratelli d'Italia. Custonaci, candidato a patrimonio UNESCO. Custonaci, piccolo e bellissimo comune del Trapanese di 5.000 abitanti, si appresta ad essere riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, categoria paesaggio culturale. Famoso per i suoi marmi e per il presepe vivente, il suo territorio comprende la riserva naturale orientata di Montecofano, il borgo marinaro di Cornino e la famosa grotta Mangiapane. La proposta è sostenuta dall'assessorato regionale ai beni culturali. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.